benvenuti alla terza puntata di Megafonia della Summer Edition. Buonasera a tutti, buonasera a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao ragazzi. Ciao, siamo tantissimi oggi, fantastico. L'unico che non deve esserci eri tu, guarda. Esatto, per tutti quanti ripetiamo, Matteo Cristino, Giuseppe Siena a Megafonia Podcast, quindi in collaborazione con Sardegna Web TV. È unica radio esatto. Di Cagliari. Walter è il nostro operatore fuoricampo oggi, ecologico. Walter Zedda. Salutiamo anche Steve Minnei, insomma tutta la band tutti li salutiamo di Megafonia. Stone, salutiamo tutti quanti e ovviamente ringraziamo il Beach Club. Ciao ragazzi, grazie Ramona per averci di nuovo invitato qui alla terza puntata. Giuseppe, yes. Oggi presentiamo una band che sono praticamente tutti qua, abbiamo 1000 sedute. Più vecchi di me. Allora ragazzi, io incomincio con un elenco qua, ma ovviamente vi ho conosciuto oggi, quindi se sbaglio non correggetemi. Allora, abbiamo innanzitutto Roberto. Eccolo. Abbiamo Roberto detto Almo. Sì, Almo. Perché Almo? Vabbè, da Alma Mediterranea. Quindi perché tempo fa io mi facevo chiamare Roberto Alma. Poi la figlia del nostro bassista di allora disse: ma è maschio, perché non si fa chiamare Almo? Aveva già percorso i tempi lei, capito? Poi adesso si dice tutto medica. Ok, bene, carino. Quindi voce, chitarra, ukulele, synth e producing. Sì, tutto. Tu faccio tutto io. Un tutto fare, praticamente gli altri non servono a niente. Alla fine mi sono vergognato di scrivere anche basso, batteria, però. Vabbè, fai finta di esatto. Sì, chiaro. Usiamo l'intelligenza. Ok, cominciamo. Poi Gigi Mirabelli. Sono io. Faccio finta di suonare quello che suona in realtà Roberto. Io faccio ma questo vale per tutti, non preoccuparti, siamo solo dei figuranti. Perché siamo gli Alma Mediterranea. Ah, ok. Sì. Mediterranea. Sì, basso e cori, giusto? Sì, cori, Gigi. Sì. Poi abbiamo Roby Gallo Gallese. Eccola. Abbiamo, come mai Gallo? Gallo è il mio nominativo quando giocavo a calcio. Quindi... Ah, ok. Dove giocavi? Sì, sicuramente. Sì. Io niente, faccio finta di suonare la chitarra, in realtà porto la roba a lui. Ah, ok. Fa la mia Rodi. Okay. A Rodi. Che ruolo? Alla destra, tutta la vita. Alla destra. Dopo che abbiamo suonato in un posto dove eravamo messi talmente storti che Roberta era veramente alla destra. Guarda, era Donadoni proprio. Una piccola digressione, cioè la prima volta che siamo andati a giocare a calcetto insieme abbiamo giocato, fatta la partita e alla fine della partita i ragazzi, i miei coetanei, quindi ex ragazzi, però non portarne più ragazzini giovani, ho detto uno è donna e loro ci sono rimasti male. E anche lei. Wow. Andiamo avanti con le presentazioni. Almeno hai vinto, sì. Soddisfazione di aver vinto. Sì, vinceva sempre lei. C'è proprio tutti gli scudi. Esageriamo. Poi abbiamo Sergio Titus Tifu. Yes. Che abbiamo parla al microfono, Sergio, se no. Intelligenza artificiale anche. Sì. Io sono il violino che mi ha insegnato Robby a suonare. Quindi l'ha mollato lui per passare al basso e l'ha mollata a te, insomma. Sì, infatti. Ci sta. Chi sta innescando? Io sto innescando. E poi ti occupi di canzoni che ci ispirano, giusto? Sì, compositore di musica intelligenza artificiale. Colleghi allora. Un IA composer. Bello. E poi abbiamo Lorenzo alla batteria. Eccolo. Vai. Non sto capendo più niente. Ecco. Aspetta, dillo qui. Scusami. A due microfoni. Allora, io sono, l'ultimo arrivato e sono molto contento di poter dare il mio contributo musicale. E non solo musicale. Che batteria così dal niente. Una sonor. Comunque ci siamo dimenticati di finire di descrivere le mansioni di Sergio, che è quello di fare canzoni con l'intelligenza artificiale, con una serie di applicazioni che lui conosce. Lui praticamente ogni 20 minuti si segna quello che è successo, cioè veramente, poi va dall'intelligenza artificiale, gli dà le informazioni e un album l'AI ci fornisce la descrizione in musica di quello che è successo, con lo sgomento generale. Dopo adesso potremmo già decidere un argomento. Sergio, si potrebbe fare un siamo gli Alma Mediterranea. La facciamo. Siamo unica, siamo in radio, siamo in un'intervista, non lo so, aggiungi tu qualche particolare. Megafonia. Se c'è l'applicazione va bene, poi me la mandi su WhatsApp e la mandiamo dopo. Ok, sì, iniziamo a spargere il verbo. Chiedigli se la può cantare con la mia voce, però, perché solitamente ci mette batti. Se ti trova in rete, sì, forse ti fa anche l'imitazione.
descrizione. Qualche sito porno probabilmente. Ragazzi, voi siete tutti molto belli, però non abbiamo ancora presentato la nostra... Il diamante della serata, esatto. Per favore. Insomma, per favore, dai. Abbiamo la nostra Claudia qua a fianco. Allora, abbiamo Claudia in arte Maya. Perché Ciao. Maya? Non lo so se lo volete sapere davvero. Io lo voglio sapere. Non è Siamo in molto radio romantico. Non importa, nessuno di noi qua è romantico. Allora, tutti pensano che sia un nome arabo. Ok. In realtà viene da un personaggio di un film fantasy che è un maialino. E quindi io mi sono chiamata su Facebook Maya Strillo e sono diventata Maya. Vabbè, ecco carino, qua. è Poteva carino. essere più romantico, ma vi dico la verità. Potevi vabbè, chiamarti Peppa a quel punto. No, Maya Strillo tutta la vita. Maya Strillo. Ma perché Strillo? Perché Strilli, no? No, si chiamava così si Maya chiama Strillo adesso. perché Sì, sì, No, sì. non conosco il cartone Non vado animato. nei dettagli perché veramente poi perdo di eleganza. Davvero. Aiuto. Cerchiamo di Vabbè, ma poi ci ho Giuseppe, messo tanto a costruirla. E poi sono Lo io facciamola cadere tutta oggi. Aiuto. tutta la mia eleganza. Fa ascoltare musica. No. In realtà, ragazzi, Anche perché devo fare è una un domanda podcast generica. calcistico. Ah no, sto scherzando. Va bene. Giusto. No, io volevo chiedere come state innanzitutto? Bene. Come va caldo. questo periodo? Serate? Come va? Album futuri, presenti, passati? Va Film bene. porno? Diciamo che film porno quelli Il programma. ormai è noiosa la cosa. Sì. Cioè, no, è noiosa. È passato, è sull'erotico. passato. Cioè è passata anche la moda. Tipo in basta. roba- Ok, dillo forte però mentre che non ti senti. Sì, Lo stiamo, dici un po' di stiamo stretti. lavorando su diversi fronti. Ok. Stiamo portando avanti il discorso dell'album. Stiamo registrando, lavorando, componendo, arrangiando, poi cancelliamo, riscriviamo, ricancelliamo perché Ok. al contrario dell'intelligenza artificiale noi ci mettiamo anche un po' di cuore. E poi volevo Bisognerebbe aggiungere che continuare, insomma. Lorenzo in fondo è arrivato da poco, no? Da un paio di mesi, Sì, un mesetto sì. e mezzo. Sono... E ci sta costringendo a provare sotto il sole. E quindi stiamo praticamente in una sorta di riallestimento. Lo Quindi stiamo odiando. Perché sotto il sole? Perché abbiamo la sala prove che ho costruito io, ma l'ho costruita in mezzo, cioè nel punto più caldo del mondo. no, Una certo, di sauna sì, di legno. da una cosa solo. bella. Da solo sotto il sole, cioè Cioè, era una uno cosa- spettacolo. Vabbè, una figata. Sì, no, Sì. lui è bravissimo, cioè se vedete la sala che ha fatto è incredibile. Però ho sbagliato il posto. Però, Ho un sì. casino di alberi in quel posto. Per No, forza Al al no, centro. al no. centro della terra. Proprio Cosa col fai? sole a picco. sembra che ci sia uno con la lente così che fa adesso li brucio. Io lo vedo quello. In mezzo all'equatore, vai fatto. Sì, boh, Sì, qua in mezzo al giardino. nelle campagne della 125. Esatto. Invece tu, Maya, dici un po'. Ho letto un po' di cosettine tue. Cosa hai in programma a breve? Allora, devo partire lunedì prossimo per uno spettacolo molto importante a Madrid. Ok, figata. Sì, perché sarà tutto accompagnato dalla musica dal vivo con Ok. musicisti arabi e alcuni spagnoli del posto. Alcuni Ed meno è- arabi. alcuni meno arabi, sì. Comunque è un progetto di una maestra famosissima a livello mondiale per quanto riguarda la danza medio orientale, perché è una delle discendenti del nostro maestro supremo, che è Mahmoud Reda, e questa maestra si chiama Nesma. Ho sempre sognato di partecipare a un suo spettacolo, sono riuscita a passare la selezione quest'anno e quindi si parte. Dai, quindi applauso, vai. Grazie. Bravissima. Non lo sapevamo nemmeno noi. Orgoglio sardo, questo. Ecco io. Grazie agli aerei che costano poco possiamo spostarci. Non proprio poco, però. Non più. Ok, dai, partiamo innanzitutto con gli Alma un attimino. E volevo chiedervi, raccontateci un po' come vi siete conosciuti e come è nata la band e l'idea anche del nome. Allora, domanda. no, devo pensarci perché è successo troppo pensa. tempo fa. Sono 12, 13, quanti? 14 di storia, 20, 15. 21. 21. Io leggo, Aspetta. io leggo 2003, quindi Sì, quindi- 21 anni. Vabbè, 21 perché ho anni. c'è una rotella qua che non vedo. Ok, 21. L'ho Sì, già 20 Sono bloccato tanti, ecco, volevo dire. Cioè, 21 anni fa è successo così, boh. per caso. Stavamo chiacchierando con degli amici, facevamo delle cover. Ok. Abbiamo deciso di mettere su questa band sulla scia di un'altra band dove suonavo io prima, che si chiamava Le Blinde. Abbiamo preso parte del repertorio di quel gruppo, che era comunque un folk rock che non faceva quasi nessuno, pochi gruppi lo facevano. Abbiamo cominciato così. I primi nomi sono stati Alma Sonora, Alma Bo, e poi alla fine è uscito fuori Alma Mediterranea. Ce lo siamo tenuti. nel Mediterraneo, perché non Alma Mediterranea? Infatti. Poi Alma, perdonami, ma stai parlando di Anima Mediterranea. Anima Quindi Mediterranea, proprio- sì, ok. perché è nato proprio con l'idea di fare musica del Mediterraneo con Ok. le influenze, poi ma Ok. siamo rimasti un po' così, il nostro incipit è quello.
portare tutte le musiche del Mediterraneo con la nostra verve, con il nostro modo di fare. Quindi sonorità che vengono da ovunque nel Mediterraneo, quindi non solo sarde. No, assolutamente. E raggrupparle. Però stiamo anche dando uno sguardo a un mondo più moderno e meno settoriale. Sì, quindi stiamo costruendo infatti un nuovo, anche una sorta di Alma 2. Da poco parlavamo veramente di dividere lo spettacolo in due tronconi, cioè il primo che ci vedeva come siamo sempre stati, o meglio come il gruppo è sempre stato nelle sonorità, in tutto quanto. La seconda parte, i nuovi Alma, che sono sicuramente più elettronici, che sono abbastanza differenti. Quindi nonostante insomma la nostra storia, stiamo comunque anche preparando un nuovo vestito di noi stessi. L'importante è che venga dall'anima la musica, l'importante è quello. Ma infatti un filo conduttore con tutto il resto, anche quello di prima, ci sarà comunque, perché spero che si percepisca nel modo in cui andremo a fare le cose, più che poter essere descritto con le parole, ok? Certo. Quindi l'importante è che sia, diciamo che filologico. Ok, perfetto, perfettissimo. Volevo chiedervi una cosa. Allora, avete davanti a voi 4 annate. Ok, il 2003, il 2005, il 2007 e il 2009. Quale scegliete e perché? Ovviamente musicalmente parlando, che ricordo quello che il 2024. 2024. Sì. Assolutamente, tutta la vita. Ok. Perché è una Dimmi il perché. Perché è un connubio di tutto quello che è stato il 2003, il 2005, sono le uscite degli album quelle. Però c'è una nuova consapevolezza, una voglia nuova ritrovata dopo il 2017, quando io ho fermato il gruppo perché ero stanco, non avevo più voglia di suonare, di fare palchi, non avevo più voglia. Quando poi nel 2020 abbiamo deciso di rimettere sul gruppo, è arrivato il Covid e ci ha detto è un batterista il Covid, cioè un time proprio. Però il 2024 è un anno importantissimo, anche perché per i progetti che ci sono in ballo, per quello che sta succedendo, per il film, per tutte le cose che stanno succedendo intorno agli Alma, che sono veramente molto belle, e a me non piace mai guardarmi troppo dietro, preferisco guardare sempre avanti. Ok. Ho sentito infatti. Sì, film. Cos'è, uno spoiler? È uno spoiler, sì. È una figata. Ce l'abbiamo in diretta noi. Vai. Sì, una nostra. Volete dare qualche dettaglio o ci lasciate con le spine? Posso dare qualche dettaglio? Non posso dire. Non dire tutto. Un dettaglio, uno che anche non ci fa capire un cazzo di tutto quanto. Diciamo che. Non è che ci voglia molto con te, insomma. Il nuovo regista. Aspetta, il nome della canzone darà il titolo al film. Sì, diciamo che uno dei dettagli è che il regista di questo film ha sentito una delle nostre canzoni, si è innamorato della canzone, ma si è innamorato poi di noi, ha deciso di prenderci nel gruppo, nel film, e di usare questa canzone come leitmotiv di tutto il film. Ma un film che ha produzione nazionale, uscirà in tutte le sale, non è un film da nosotros. Non è un film, cioè stiamo parlando di una produzione Sky, di un film serio. Cioè, Matte, tu al massimo hai fatto roba con compariremo nella scena finale. E soprattutto la cosa più particolare, più divertente, è che ha deciso addirittura di cambiare il titolo del film e dare il titolo della nostra canzone al film. Quindi il film si chiamerà come la nostra canzone, quindi adesso a settembre si chiuderanno le riprese, dove ci saremo anche noi. Faranno le riprese per chiudere il film qua in Sardegna, nella zona di Pula. E noi saremo nella scena finale. Lo sai cosa c'è lì. Più spoiler di così si muore. Bellissimo. Hai avuto il tuo scoop per stasera e basta, non cercarne altri. Poi mi devi dire quella cosa tua di quel film. Dai, allora io direi di partire già con un po' di musica. Ascoltiamo un pochino. Io ho scelto il vostro brano Radical Chic come primo brano, quindi lo facciamo sentire. Ricordate, di che anno è questo brano? Di quest'anno? Del 2015. 2015. Un po' datato. Però non è colpa nostra se le nostre canzoni sono sempre attuali. Ma veramente, ma le canzoni raccontano sempre la stessa storia, ragazzi, in modi diversi, ma è sempre la stessa canzone. C'è una domanda dopo per voi, c'è una mia domanda. Mi piace. Walter lo sa che domanda c'è dopo. Vai, Matt, alzami il volume, grazie. Vai. Vestire trasandato è il mio modo educato per dire che non sono affari tuoi, come me la cavo. La barba
sempre incolta, colpa dello stress, perché sto dietro a 1000 cose tranne che a me stesso. Non vado mai in vacanza se non per militanza, nell'ambito di qualche missione umanitaria. Leggo l'Unità, Repubblica Manifesto, l'aperitivo in centro, sognando Che Guevara. Ai 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 ai, ai 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 ai. Mi piacciono gli artisti impegnati nel sociale, ma poi mi sparo a palla la musica dozzinale. Non rido nelle foto, fa troppo qualunquista, non voglio alcun legame col ventennio populista. Guardo contro luce, scrutando l'orizzonte, son sempre corrucciato come fossi disperato. Chiaro che son libero da ogni turbamento, dettato dal denaro che non provoca godimento. Ma che male c'è a vivere così un po' più freak, con l'occhialino e la sciarpetta chic. Ai 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 ai, I'm a radical chic. Ai 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 ai, I'm a radical chic. Ai 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 ai, I'm a radical chic. Ai 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 ai. Mi sento in equilibrio col mondo e col creato, mangio naturale, macrobiotico e vegano. Fumo sigarette di tabacco medio orientale, provenienti dal mercato equo solidale. Sono pronto a fare branco, pseudo intellettuale, analizzando ogni fenomeno di crescita individuale. Non amo stare solo, ma odio stare in vista, al centro di un dibattito mi schiero a sinistra. Ma che male c'è a vivere così un po' più freak, con l'occhialino e la sciarpetta chic. Ai 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 ai, I'm a radical chic. Ai 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 ai, I'm a radical chic. Ai 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 ai, I'm a radical chic. Ai 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 ai. Coscienza per favore, non ho grilli per la testa ed attenzione, non è così che si fa la rivoluzione. Ai 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 ai, I'm a radical chic. 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 Far l'amore con comincia sì, a far l'amore con vabbè, comunque molto estivo, anche sempre il motivetto è sempre bello estivo, no? Sì. Beh, Radical Chic ci sono tutt'oggi? Ci sono? Sì. È la Vega attuale la canzone. Lui è un Radical Shit, però è un'altra cosa. Vabbè, ma questa è siamo te lo dico. Qui abbiamo sconfinato, superato l'humor. Ti sto bullizzando. Infatti siamo andati nel bullismo. Oggi sto bullizzando. Ma tu rispondi, dai, fatti un match. Come sparare sulla Croce Rossa. Infatti. Bene, io direi passare alla seconda parte. La seconda parte mancava la trombetta per la seconda parte. Gli applausi finti non ce li avete? No, c'ho i trodieti, però non mi sembra il caso. No, c'erano le trombette prima. Dove c'è le trombette? C'era Luca Allegrini, il grande Luca Allegrini, la nostra regia che ci mandava le trombe per la seconda parte. Le trombette per te, ma non ho capito. Passiamo alla seconda parte con Maya. Oh, finalmente. Dai, parliamo di cose serie adesso, dai. Lasciamo perdere sti ragazzi. Parliamo di cose Grazie serie. per i ragazzi. Una cosa buona l'ho detto, visto. Quindi Maya, Claudia in arte Maya, abbiamo detto per il maialino. Sì. Io avrei detto per l'ape. Per l'ape Maya. Tutti mi chiamano Ape Maya, infatti, ma non sanno la verità. Poi chiedono e ci rimangono male. Perché pensano tutti alla No, prima pensano tutti a Maya vuol dire acqua in lingua araba. Non è quello. Non è l'acqua. Io ho pensato che fosse una versione proprio di Maya. No, è un maiale, basta. È un maialetto. È un broce. Un maialetto. Sporco, schifoso. Tu fosse stato per te. Ti chiamo anche oggi Maio. Maio. Quindi Di Maio era un porco. Maio era una maio, la maione era maionese. Maio. Un'altra cosa. Di Maio. Esatto. Quindi hai iniziato a ballare a 12 anni.
Sì. Porca miseria. Tu a 12 anni che cazzo a casa ballavo anche prima. Ballavo anch'io. Ma cosa ballavi? Ma che ne sai tu che facevo 12 anni? Ma guardavi giornaletti porno da 12 anni. Col porno tu. Però è iniziato. Infatti vuole iniziare. Io non lo spoiler, ma lo vorrebbe fare un po'. Martina Smeraldi invitata nel nostro podcast. Sul porno. È un po' deviato. Meglio di no. Un video con Abbiamo detto danza latinoamericana, caraibica come primi passi, giusto? Sì, perché a Villa Cidro c'era solo quello questo. per iniziare. Sì. Il mastro. Sì, lì qualcosa c'è. Ancora, ma erano molto di moda i balli di gruppo a quel tempo. Esatto. Sì, bullismo. No, vabbè, no. Poi danza classica. Ci ho provato. Non danza contemporanea e danza moderna. Sì. Ti sono rimaste nel cuore queste? Tutta la danza mi scorre nelle vene, secondo me. Mischi ogni tanto con quello che fai attualmente? No. Cioè non c'è modo di inserire? È una decisione abbastanza soggettiva, nel senso che io preferisco sempre rimanere fedele alle musiche giuste, però c'è chi fa fusion e magari... Cioè c'è modo di mixare comunque le cose? Si può fare comunque la danza è danza sempre, c'è chi vuole usare le movenze della danza orientale magari con dei pezzi anche occidentali, per dire. A me questa cosa non piace tantissimo, cioè se devo ballare per ballare non per forza devo mettere qualcosa. Una purista sì al 100%. Sì, perché studio molto le tradizioni, quindi ci tengo molto. Poi abbiamo avuto hip hop, Latin jazz e finché non trovi la dimensione nel 2009 come appunto danza. Arrivo a Cagliari per l'università e finalmente posso provare questa danza dopo che Shakira ce l'ha portata negli schermi. Ovviamente quello che studio io non è solo quello. La danza, ovviamente. Però è partito tutto da là. Secondo me qui in Occidente è partito molto grazie a lei. Non la stimo tantissimo come ballerina, però comunque a lei dobbiamo il fatto di esserci incuriosite, perché qui in Occidente non è che si sappia molto. Quindi ha inserito qualcosa. Diciamo che mi ha incuriosita, quindi ho detto appena arrivo a Cagliari devo cercare subito una scuola dove la si studia, e non mi immaginavo assolutamente di entrare in un mondo del genere, perché si pensa alla danza del ventre, che è il nome che è stato dato dagli occidentali, ed è assolutamente riduttivo, perché non c'è solo ventre, diciamo, in questa danza c'è tutto. Oltretutto, se si va a studiare poi la cultura e le tradizioni e studiare soprattutto tutti i folclori, il ventre proprio neanche lo si vede, comunque si è molto coperte, però sono danze, diciamo che non è la parte principale. Che cosa? Il ventre, dico. In realtà no, cioè i movimenti sì, perché comunque il ventre e l'ombelico sono il centro del nostro corpo. Quindi è la parte che li unisce praticamente. Sì, diciamo che sono i movimenti più caratteristici che agli occidentali sono rimasti più impressi. Però nelle danze folcloristiche, per esempio, che le donne sono coperte, non è che si vede proprio quel movimento, però fa parte di tutto il contesto. Ed è una danza meravigliosa, è piena di stili diversi tra loro, stupendi. Tutti sì, molto. non basta una vita. Non immaginavo che fosse, cioè, sì, ovviamente c'è tutto il resto, però pensavo fosse la parte principale il ventre. Diciamo che è quello che è stato visto dagli occidentali per primo. Ma c'è un significato il fatto che il ventre sia la parte centrale? O è una questione solamente fisica e tecnica? Dipende dal punto di vista. Sicuramente l'ombelico viene visto non solo dagli arabi, ma in generale come il centro del nostro corpo, il centro anche per le emozioni, cioè quando si parla di emozioni di solito si pensa quindi la questione di pancia, no? Quelle cose sì, anche per quello sì. Però diciamo che non viene tutto da là, la loro danza non viene da là. Ci sono tutta una serie di cose, movimenti ondulatori, ma non solo del ventre, braccia, bacino, un po' tutto è ondulatorio, però l'ombelico è al centro, è il centro del nostro corpo. Anche sì, sì, ci sono anche tutte le... Il ventre femminile è simbolo della vita, della nascita, della fertilità. Le tradizioni e le arti antiche sono legate alla religione, alla rappresentazione degli archetipi, quindi per forza il ventre ha un valore materno di creazione, anche della sessualità, ovviamente credo. C'è un collegamento con i Gypsy King, no? Tempo fa mi ero così incuriosito e detto da un'amica che studiava più la parte gitana e spagnola. Mi disse che il canto dei Gypsy King proviene a un'origine un po' particolare, che viene estratta durante il parto, cioè quella sofferenza del canto, no? Durante il parto di Maria, al tempo, no? Legata appunto alla religione, quindi la sofferenza, quel raschiato, no? Quindi c'è un po' questa cosa collegata in modo molto ampio, no? Non per forza, però figa sta cosa.
Tu vuoi provare qualcosa dopo a ballare? Cioè, se ti fa vedere qualche mossa? No, io provo il parto dopo. Ti metti quindi a quattro zampe all'aria? Di Shakira, qualcosa? No, vi insegno qualcosa. Tu partorirai con vedere Giuseppe ballare il ventre, ballare col ventre. Partorisco e faccio il twerk nel frattempo. Ballare col ventre. Mi farebbe molto piacere vederti ballare col twerk. Ah sì, anche, perché no? Tu ti metti sdraiato. No, io non c'entro niente, io devo solo guardare con Walter. A chi metti? Mi metto con Walter da una parte e ti guardiamo come balli. Ma va in fascia protetta questa cosa. Sì, mi sembra un hotcast, non un podcast. Un hotcast è un animale protetto. In via di estinzione. Esatto. Quindi siamo in. Ti volevo chiedere una cosa. Prima ti ho accennato qualcosa, ti ho anticipato qualcosa. Quando danzi, cosa senti? Allora, adesso che sono più grandetta, okay. Prima appena ho iniziato l'idea proprio di studiare e poi portare sul palco quello che avevo studiato doveva essere tutto perfetto perché sono un po' perfezionista. Ci sta. Quindi se facevo un errore, oh mio Dio, ci rimanevo male per giorni perché ci tenevo proprio alla perfezione. Questa danza invece, questa in particolare, è molto emotiva, nel senso che a parte che puoi scegliere in base a come ti senti il giorno, che stile fare, ce ne sono belli grintosi, belli energici, ci sono quelli un po' più romantici, ci sono quelli pieni di emozione, sì. Quindi ora che sono più grandetta mi piace moltissimo portare la mia anima sul palco, che poi magari posso anche fare degli errori come succede spesso e volentieri. Diciamo che mi sto lasciando più andare perché è una danza che ti fa fare questo, una danza molto di improvvisazione. Okay. Per loro soprattutto, loro danzano sempre, per ogni evento importante, la danza c'è sempre. E quindi diciamo che mi sto lasciando molto andare ed è una cosa bellissima perché non tutte le danze lo permettono di improvvisare, comunque molte danze sono diventate agonistiche. Sì. Io non riesco a vedere, c'è anche la danza agonistica nel nostro campo, però io non riesco a vederla come una danza agonistica perché sarebbe mettere in competizione quello che sento io oggi con quello che magari sente l'altra ballerina e non ha senso per me competere con l'emozione. Quindi la cosa che mi piace molto, soprattutto ai festival dove partecipo, è che sì, magari ci sono delle competizioni che permettono alle ragazze di vincere dei premi e quindi continuare a studiare, che comunque è una cosa molto costosa perché bisogna andare fuori da qui. Certo. La cosa che mi piace moltissimo è quanto si condivide proprio l'amore per questa danza, il voler portare se stesse sul palco, è proprio un ambiente magico. Quindi diciamo che gli spettacoli che fate, più che improntati sulle gare, è più una condivisione, no? Una condivisione, un voler far anche conoscere ciò che in Occidente ancora in realtà non si conosce. Certo. Io per esempio ho fatto parte fino purtroppo al Covid, dove si è fermato tutto, della Kazafi Troupe a Milano. Okay. Il maestro era Mohammed Kazafi, appunto, maestro egiziano famosissimo, altro erede di Mahmoud Reda, come dicevo prima. Okay. Grazie a loro noi possiamo studiare i folklori, che chiaramente non sono quelli originali del posto, ma sì, sono stati codificati per poterli portare sul palco, perché ovviamente portare un folklore sul palco potrebbe risultare noioso. Okay. Quindi è stata aggiunta la tecnica. Io ho fatto parte di questa troupe ed è stato per me un'emozione unica ballare con lui, perché comunque è la sua danza, è la danza che lui ci fa conoscere, quindi condividere il palco col maestro è stato ovviamente bellissimo. Per anni siamo partite insomma un po' in giro per il mondo con lui, è stato bellissimo. Fantastico. Perché doveva venire anche qui in Sardegna proprio l'anno del Covid, ovviamente non si è fatto, peccato, perché io volevo assolutamente portare nella mia terra un po' di conoscenza di quello che questa danza è. E niente. Vabbè, c'è sempre tempo per portarlo, non è che. Sì, no? Sì, anche perché visto che non abbiamo potuto viaggiare, con la mia collega Sonia Limbardi, con cui danziamo insieme appunto dal 2010, abbiamo aperto una scuola di danza dove stiamo cercando appunto di diffondere il verbo. Okay. La nostra scuola si chiama Eshal, qui a Cagliari. Speriamo di poter portare il nostro maestro. Abbiamo condiviso questa esperienza insieme. Sì. Allora direi che è ora di farci vedere qualcosa di fantastico. Ok. Non qualcosa di folcloristico, però. No, quelli che hai scelto tu. Ok.
viene tagliati i capelli a zero. Sei pazzo. Mai. Sì. Perché sono caldi. Io mi pensavo a caschetto. Che cosa è caschetto? Sì, come si è sciolti è una roba incredibile. Una mia allieva di 6 anni stava pregando per tagliarsi, gli ho detto no, fino al saggio lungo. Scherzo, più che altro per il caldo, sono bellissimi così. Bene. Sì, vogliamo Roberto, glielo fai fare un po' di quelle robe che fai con i capelli. Falle fare. Gli ho tagliato. Esatto. Io se faccio mi spezzo lo so. Io sono una metallare, non è che. Ok. Ero già allenata. Che figata, ragazzi. Stanotte so cosa sognare, visto? Roberto ballando. Speriamo di no. Roberto ballando. Speriamo di no per te. Sì, no, senza offesa, perché c'è di meglio. se devo scegliere, c'è di meglio. Anche lui è meglio, va. Sì, però mamma mia. Posso scegliere 3 cose, comunque escludo le prime 3. No, Giuseppe è così. Non lo so, ma ci sta, mai capito. Per buttare tipo un secchio addosso. Sono cose che voglio rimanere perennemente deviato sessuale, non ci puoi fare niente. Ma ringrazia ringrazia che passi il tempo con me, guarda. Sì. Sembrate Raimondo e Sandra. Raimondo e Raimondo, direi. Raimondo e Raimondo, infatti non capito. Sono io perché sono più bello, dico sempre. Beh, certo. Di Sandra, non è più bella Sandra. Secondo me sono tutti e due Sandra, ok? No, perché nessuno riesce a prevalere, quindi perché tipo alla Sandra che prevale. Nessuno è Raimondo, insomma. No, invece sono tutti e due Raimondo, perché Raimondo era più lascivo. E loro, ma loro sono abetiosi. Sì, però poi si allora sono tutti e due contemporaneamente. Li stiamo psicanalizzando. Certo, io per forza. Io non posso fare altrimenti. Che schifo. Non farei immaginare il fusione tra me. Non lo so, qualcosa Raimandra. C'è Majin Buu, ciao. Cos'è? C'è Freezer, facciamo. Vabbè, non lo voglio sapere cos'è. Fusione, esatto. Fusione. Bambino. No, bene. Passiamo alla terza parte. Ritorniamo dagli Alma. Ok, io riprendo con le mie domande a catena. Ok. Allora, domandina. Durante qualche sessione di recording, no? Ok? C'è stato qualche brano per cui avete dovuto fare qualcosa di particolare, di strano? Tipo, che ne so, usare un luogo particolare che avesse un riverbero particolare o uno strumento, insomma. Allora, sì, ci sono diverse cose, diversi espedienti che abbiamo utilizzato. Per esempio, quando abbiamo registrato nel 2015 per il disco Sentieri di Libertà, abbiamo registrato parte del disco, l'abbiamo registrata a Cuba l'anno prima, negli Abdale Studios, e avevamo fatto una sessione live dove basso e batteria sono rimaste quelle, e poi il resto invece l'abbiamo sovrainciso. Invece un'altra volta è successo, per esempio, che dovevamo registrare un brano che aveva non aveva una vera e propria drum, non aveva un vero e proprio drum set, la batteria non doveva essere così presente come negli altri brani. Allora il nostro batterista Emanuele prese un battacchio proprio, la gran cassa, lo suonò con la mano. E si chiama così. È la deviazione. Sei tendenziosissimo, non vai a Linai nuda. Non fa parlare, è l'estate, ragazzi. Ho capito. Anche la sua vicina. Secondo me lui ci vede i nudi. Lui è come però ricordate, no, siete troppo piccoli. Però aspetta. Manfredi vedo nudo. Ciao. Tu vedi tutti nudi. Tutti nudi. Vedi tutti nudi. Sì, però abbiamo registrato così, abbiamo fatto una registrazione così per avere la cassa un po' più morbida, più da gran cassa da banda. Sì. Questa è una delle cose che però altre cose, cioè, abbiamo registrato molte volte in casa, perché molte cose in casa. Crediamo che registrare nella tranquillità di casa, avere uno studio, l'home studio recording è molto positivo, perché riesci a suonare e a registrare con la tranquillità di casa, non devi correre, non devi fare le cose per forza, perché c'è il timing che cammina. Se sia la possibilità, ben venga, no? Cioè... ma oggi con la tecnologia si possono fare delle riprese molto buone, con un po' di pazienza, con un buon ambiente, ecco, ci deve essere un buon ambiente. Non troppo asciutto, non troppo. Tanto l'importante è che sia di qualità per l'ascoltatore, poi i CD non si vendono come un tempo. Oggi non c'è più il vinile, cioè oggi è tutto schiacciato nell'MP3, la gente ascolta le canzoni, ascolta la musica in macchina, chi l'ascolta in macchina, e soprattutto nei computer o nei device. Cioè, l'orecchio ormai nei telefonini. Quindi... Cioè il massimo che ho visto di positivo, diciamo così, dei piccoli CD che contengono i dati che tramite Bluetooth
tu riversi nel telefonino. Sta uscendo questa cosa qua, quindi tu puoi vendere il formato, il supporto reale, con dentro i tuoi dati, uno te lo compra diretto e poi si scarica i dati nel telefonino. Questa è la cosa più umana di questi ultimi tempi, veramente. Anche se credo che si stia un po' tornando all'analogico. Noi con questo nuovo progetto, con l'Alma Mediterranea 3.0, aggiungerei più di 2.0, 3.0, vogliamo cercare di tornare, di inserire un po' l'elettronica, però l'elettronica vera, l'elettronica quella fatta con le macchine analogiche, ok? E non per forza con l'intelligenza artificiale, cioè si parla di elettronica fatta comunque guidata e pilotata dall'uomo. Quindi diciamo che a livello di recording fate una scelta, diciamo, puramente passionale. Sì, assolutamente. Però io vedo anche la questione MP3, cioè è più facile ascoltare così, perché alla fine poter avere un impianto serio è anche costo. Io ce l'ho perché mi piace, però capisco si è magari diradata quella cultura, si è diradata, cioè è anche più difficile. Gli audiofili. Oddio, basterebbe che la cultura fosse orientata in quel senso. Adesso le persone vogliono sentire più motivetto da... Se diventasse più normale, i costi sarebbero anche più bassi. Il problema è che per pochi eletti, è che le persone sono state educate a pensare in determinati termini, quindi... Se basta una cassa Bluetooth collegata al telefono e fondamentalmente così. Sì, ed è tutto fatto. Dallo stereo del fai serio è diventato... Prima era la normalità. Prima era la normalità, adesso è diventato insomma una cosa. Ma la ricerca del suono, ci sono decenni in cui la ricerca di un suono nei dischi era appassionante ed era di grande livello culturale. Poi negli anni 90 compressioni, il CD come formato ha schiacciato tutte le musiche. Però ancora negli anni 90 c'era la ricerca, perché sono usciti dei prodotti molto subito interessanti. Dopo con gli MP3, che è un formato deciso a tavolino da grandi multinazionali, che era quello secondo me il problema non è tanto nel prodotto finito, è proprio nella tecnologia, nella passi avanti che ha avuto la tecnologia proprio per la produzione, per la pre-produzione e la produzione degli album. Lì sta l'inghippo, perché il prodotto finito, ci possono essere degli MP3 che suonano bene lo stesso, il problema è che oggi c'è una certa tecnologia che permette anche chi non sa veramente niente di musica di fare un album. Però è tutto standardizzato, non c'è quella ricerca che i Pink Floyd cercavano il loro suono, i Queen cercavano. Adesso hai una marea di applicazioni che surrogano una serie di idee che ti danno preimpostate, scelgo quella miscelata con un pezzico di quella e di quell'altra, e poi te la dà. Stava per venire una parolaccia, che roba è questa? Sì. Prima una goccia che cadeva nel lavandino, oppure veniva campionata e veniva elaborata e veniva fatto un suono in funzione di una visione artistica. Adesso ti fa ridere dire una cosa del genere, come dire l'illuminazione. Sì, ma perché ripeto, la cultura vera, il cuore ti faceva più propendere all'idea che quello fosse magico. Certo. Invece adesso magico non è niente. La musica non è magica adesso, la musica è intrattenimento, spesso di livello è vero. Mate, voi che quando fate una registrazione con la vostra band, ti ritrovi in quale dei due discorsi solitamente? Cioè io mi ritrovo in tutti i discorsi che fanno. No, nel senso, su questa cosa di dover scegliere la scelta dei particolari di suoni o che altro, cioè nel senso, voi ancora fate qualcosa di questo tipo? Vabbè, io dal canto mio posso dire che ci sono due strade che puoi prendere, che oggigiorno lo sanno anche loro, o è quella artistica o è quella di marketing, che sono due cose molto diverse. Tu puoi fare una scelta artistica e lo vendi a tua zia e a tua nonna e fai il nuovo Dark Side of the Moon, ma lo sanno solo loro tre. Però non vendi con quella roba. E quindi qui torniamo al fatto che ho detto che è una questione di cultura generale. Esatto, quindi ci sono un sacco di compromessi da fare con te stesso, con l'album, con gli altri, col manager, con il produttore. Ci sono un sacco di compromessi che vanno fatti. Dipende dove deve andare quel prodotto. Se lo devi vendere in una grande distribuzione, in una piccola. Se invece lo fai per il piacere dell'arte, sono tante le cose, sono tanti compromessi purtroppo. Sì, infatti, ha ragione. Ma il discorso è anche peggio di questo, perché oggi non c'è più il produttore. Oggi non c'è più il talent scout, non si va più in giro a cercare la nuova produzione, il nuovo Battisti, il nuovo questo o quello che sia. Oggi le case discografiche ti devi presentare con una fan base numerosa, devi avere già i tuoi fan, portare il tuo prodotto già finito e loro non devono fare nulla. Prima artisti che hanno
Modugno, prima di diventare famoso, gli hanno prodotto 3 dischi. 3 anni che hanno provato con 3 dischi diversi a farlo diventare famoso. Oggi non esisterebbe mai una cosa del genere. Oggi devi arrivare che hai già i tuoi click su YouTube, hai già i tuoi social, hai già i tuoi like. Evviva la musica di particolarmente prima. Funzionale ad esaurirti entro 2 o 3 anni e levarti dalle palle. Sì, perché tanto alla fine ti fai quella fanbase. Ho detto proprio no, è giusto. papale. Sì, perché se sei troppo di livello rischi di acquisire potere e quindi di poterti emancipare e essere indipendenti in un mercato dove vuole che tutti siano dipendenti da qualcuno. Guai. Devi essere comunque un numero. Sì, assolutamente. Non devi avere personalità, non devi. Ci odieranno tutte le persone che ascoltano la musica di oggi, però odiateci, va bene così. Sai cosa io gli auguro a queste persone? C'è posto per tutti al mondo, solo che il mainstream alimenta e legittima solo una certa visione della musica. Sembra quasi che se uno ascolta uno strumento vero oggigiorno. La gente non ha voglia di. Non è quel suono delle te lo dico, non si ha voglia di pensare, cioè nel senso vanno proprio in dissonanza cognitiva. Sì, ha ragione lui, vanno in dissonanza, sono talmente abituati a sentire un certo tipo di suono che quando arriva un suono che non è più riconoscibile dalla tua mente addestrata a quello, vai in. Sai cosa gli auguro? Babadook. Che gli ma Babadook andrà a prenderli se non cambiano le loro. Babadook li prende tutti da sotto il letto. Sì, e io direi di sentirla a sto punto. Andiamo, vai con Babadook. È Babadook, l'uomo nero che viveva nell'armadio, tra gli scheletri di storie impolverate, nella memoria di canzoni abbandonate. È Babadook, il nuovo eroe che ci può salvare, ci prenderà per mano per entrare nel suo castello con le mura di cristallo e ci difenderà dall'invasore che verrà dal mare, da grandi flotte di barche senza motore, dall'interscambio di culture che ci fa paura, dalle diversità di genere che fanno male, dalle famiglie colorate troppo gaie, da quegli omuncoli pensanti e dissidenti, dalle combricole di giudici e prefetti, dagli obiettori di coscienza senza onore. L'uomo nero, l'uomo nero, il Babadook, l'uomo nero, l'uomo nero, il Babadook, l'uomo nero, l'uomo nero, il Babadook. È Babadook, l'uomo nero che non sta più sotto al letto, si aggira libero e va gonfiando il petto, dal fango si ridesta, esige il mio rispetto. È Babadook, la zona d'ombra che nasconde la menzogna, un braccio teso al cielo senza la vergogna, la cura contro le proteste e la rivoluzione. E ci difenderà dai pensatori acculturati di tendenza, da giornalisti non al soldo della casta, dalle puttane dai barboni in pieno centro, dalle botteghe aperte fino a tarda notte, dai manciatori di bambini miscredenti, da chi non crede in nulla se non può spiegarlo, da chi canta di sociale ma contro il sistema, dalle famiglie dei morti ammazzati dallo Stato. Il Babadook, il Babadook, il Babadook. Babadook. Chi è rimasto, chi è vivo vuol dire che è stato risparmiato da Babadook. Rende tantissimo comunque. Diciamo che raggruppa un po' nel testo. Sì, un po' di. Non solo quello che riguarda il film, da cui più o meno credo. Io non ho dormito 2 settimane quando abbiamo registrato questa canzone. Io non guardo film horror per quello.
altrimenti mi devi venire a abbracciare. Che schifo che fai. Ecco perché mi piace così tanto, perché è inquietante, è vero? Esatto. Sì, ma perché poi il testo è... Sì, ma riprende un po' tutta una serie di, come dire, paure o di... Sì, di paure, no? bravo. Però la cosa particolare è che se poi la pensi invece da un altro punto di vista, sta parlando di una cosa molto attuale. Sì. Dell'uomo nero che è uscito da sotto al letto, dall'armadio, l'uomo nero, quell'uomo nero, che adesso esige il suo rispetto da tutti, fa lo sborone in giro e dice avevamo ragione noi, abbiamo i voti. Certo. Quindi è chiaro. Diciamo che è ovunque l'uomo nero. Bravissimo, il concetto è proprio quello. Ma non vale che in Francia ha perso. È un concerto. Ma non vale che in Francia ha perso. Il problema è che è strano. È pieno. Da lastima. Bene. Da lastima è il commento sardo finale, esatto, per eccellenza. Sta lastima. Bene, passiamo alla quarta parte, quindi ritorniamo da Maya. Ok. Nulla, Maya, io ho bisogno di avere qualche chicca, perché qualche segretuccio, dai, qualche cosa. Ne chiamiamo così. Ormai quando le dice lui le cose ormai veniamo tutti a pensare a quello. Sì, perché ha detto voglio chicca. Plasma le altre menti. Scegli. Diciamo che tenta fortemente di addizionare l'imbarazzo della scelta. C'è giovane. Diciamo qualche chicca. Più stagionato, più stagionato. Marvenato. Se proprio devo scegliere, scelgo un Zinnivi, non è che scelgo. Ma vai, non l'avrei mai detto. Non l'avrei mai detto. Hai ragione, guarda. Poi spiegheremo cos'è. Su italiano. Metto magari i sottotitoli. Volevo chiederti qualche episodio particolare che magari è capitato durante i tuoi tour. Che ne so, un episodio misterioso. Scabroso. No, scabroso no. No, scabroso no. No, scherzavo. Quelli solo dovete chiederli a me. Mi sa che le cose peggiori le ha vissute quando viene a fare ballare con noi. Stasera le situazioni vede gente pazza facendo cose folli. Sai, che ne so, qualcosa di ballerino che ti ha colpito particolarmente, o una storia che ti è capitata. Così, scegliene uno. Più carino e più curioso, ecco. Allora, ce n'è una bellissima. Ok. Perché io sono molto sensibile. È una delle mie maestre di quando ho iniziato, che ha determinato una mia evoluzione iniziale importante. Sì. È una maestra della Repubblica Ceca, si chiama Katerina Sherin. Ok. Ci ho studiato la prima volta qui in Sardegna, che una ragazza di Sassari l'ha portata qui per una settimana. Ok. È stato bellissimo perché quella settimana siamo cresciute tantissimo, io e tutte le ragazze che abbiamo studiato con lei là. L'ho seguita per diverso tempo. Poi purtroppo questa ragazza ha subito un intervento al ginocchio. Ah, cavoli. E le hanno detto che non avrebbe mai più camminato, quindi tantomeno ballato. Non si è abbattuta? Balla ancora. Lo immaginavo, non so perché, sì. Lo immaginavo. È il suo primo spettacolo dopo l'operazione, dopo che le hanno detto che non avrebbe più ballato. Io e Sonia c'eravamo a Parigi, ed è stato il suo primo spettacolo dopo la sedia a rotelle per almeno un anno o due, dove tutti le dicevano che non avrebbe più ballato, invece... Dai, che bello. Sì, è sembra un film. Sul palco. Per me era come essere dentro un film, perché ormai per me era la mia maestra, l'ho seguita ovunque, l'ho seguita in Slovenia. Ma siamo dentro un film. Però sembrava. No, comunque è bellissimo, perché sarebbe stata una grave perdita non vedere più lei sul palco, perché è stata veramente per me una tappa fondamentale del mio percorso. È un po' come perdere la voce, non poter utilizzare più il pennello, cioè diciamo che per un cantante. Esatto. Lo vedi che però se le chiama. Vabbè, ma ormai siamo tutti non poter più utilizzare il pennello è memorabile. Lo vedi che se le chiama. Non poter più, è come perdere la voce o non poter più usare il pennello. La storia era molto intensa. Sì. Però sei tu che come al solito la devi rovinare. No, ma no, sono io che in questo caso lui mischino. Sono io maleducato e malizioso. Però lei mi è scoppiata a fianco. Vedi che ci stai plasmando. No, guarda, ti faccio le mie scuse. Ho tutta questa influenza, sono tipo il Berlusconi delle Se radio. te la posso dire un'altra cosa, anche due. Quello stesso spettacolo. Sì. C'era una delle regine del Medio Oriente, una di quelle che per noi studiamo come dive egiziane, era lì sul palco. Noi siamo andate a studiare lì anche perché c'era lei, cioè quella che noi abbiamo visto sempre su YouTube, era lì fisicamente. Figata. Però per far capire il personaggio, gli altri maestri tutti molto umili, tutti molto, nonostante la fama, lei che era la diva ha deciso a metà spettacolo che doveva finire là.
quindi lei è entrata con la sua shisha, con insomma il narile. Ok. E ha deciso che gli altri ballerini non avrebbero più ballato dopo di lei, tutti dovevano fare il secondo pezzo, l'hanno finito tutti piangendo, cosa che noi abbiamo scoperto il giorno dopo. Ok. Lei è entrata e ha detto basta. Perché dopo di me il vuoto. No, Jerry Lilly ho visto. dopo di lei non può entrare. Ma stai bene, tranquilla. Ma stai bene nella vita. Com'era Jerry Lee Lewis che bruciava il piano dopo la sua esibizione? Esatto, Diceva, dopo me nessuno può suonare questo piano. E infatti ha fatto così, lei è entrata, ha detto mettetemi una musica qualsiasi. Dopo quello e poi lo puoi rompere. E poi basta. Puoi rompere il microfono, dopo me nessuno può alittare su questo microfono. Dopo di te non puoi. La diva era Fifi a caso, sì. Però brutta sta cosa. Era stata un po' antipatica. Allora, cioè, i divi di una volta ormai non esistono più. Cioè. Ma guarda che i divi di una volta erano peggio. Stiamo parlando dello spettacolo dove Sherin invece stava ballando dopo quell'intervento. Infatti. Però infatti era stato una cretinata. Un po' brutto, esatto, sì. Erano divi veri, adesso quelli adesso sono costruiti, dalle sono stelle alle buffoni. stalle. La diva se lo poteva permettere. Cioè, io mi ricordo Kate Emerson che incendiava nel concerto degli Emerson Lake e Palmer. Sì, quello sì che era al velodromo. Sì, l'aveva fatto, incendiato, però quello. Vabbè, sono cose che rendono particolari gli artisti. Ma quello era il rock. Però oggi come oggi, secondo me. Io mi ricordo una cosa bellissima che ho visto una volta. Prima c'era qualcosa di più. In un concerto live negli anni 90, forse. Esatto, erano più pazzi. Ho visto un mito di Cagliari, Gio Perrino. Che? Grande Gio. Che a un certo punto cantava la canzone Io sono il diavolo, baciatemi il culo, no? La canzone. A un certo punto si gira e si abbassa i pantaloni proprio. Sul serio. Fa vedere il culo al televisore a tutto il pubblico e io lì l'ho amato. Io lo stimo troppo. Grande Gio. Gio è... A parte tutte le altre cose che ha fatto, anzi ti auguro di stare bene. Sì, un saluto a Gio. Di riprenderti presto, però un grande. Cioè un mito, veramente un mito. Ha fatto la cosa giusta nel momento giusto. Un figo. Grande Gio. Ha portato se stesso sul palco. Io ho visto Blanco rompere tutti i fiori a Sanremo. Vedi, anche quello era era quella stessa cosa. Organizzato. No, poi spontaneo. Hai capito esattamente il senso rock di quello che ha fatto. Sì, l'anima. Tipo i Twisted Salutiamo Sister, Blanco, uguale, aspettiamo. stessa cosa. Sì, Blanco, già ci vediamo dopo in pizzeria. Bene, io direi di sentire l'ultimo pezzo. Sì, dai. Per poi passare alla parte finale e poi il finalone. Il gran finale, sì, dai. Esatto. Sì. Allora, sentiamo l'altro brano che è Anacronistico. Di cui io facciamo cosa. La volete dopo o adesso la domanda? Ora. E attacchiamo il brano. Ora. Vai. È un po' nerd questa domanda. Vai. Allora, io solitamente le chiamo le domande come marzulliane, sì. Attenzione. Ok. Ma questa non è tanto, vi salvate oggi. La vostra arte è più il vestito di una musica senza tempo o è Johnny B. Good suonata da Michael J. Fox nel 1955? La seconda. Sì. Tutta la vita, per me. Ok. Anche perché hai aperto hai toccato un nervo clamoroso. Okay. Cioè una musica sempre da scrivere, una musica che è comparsa in un momento particolare, che è riconoscibile. Diciamo una musica con un'anima. Diciamo che è riferita alla vostra canzone anacronistica. Ok. No? Il discorso che è qualcosa... più una canzone alla Johnny B. Good che è in un tempo che ancora non c'era, capito? È quello essere proprio sempre o quasi sempre quasi fuori luogo, ecco. Ok. È la seconda, tutta la vita, anche perché poi te l'ho detto, hai toccato il nervo giusto con Michael J. Fox, quello che sta vivendo oggi, cioè. Ok. Bene, allora partiamo col brano Anacronistico. Scrivo le canzoni con valanghe di parole, non riesco a limitarmi mai. Ho una nube radioattiva che mi ronza nella testa, un acufene che non spegnerai. Non ho il dono della sintesi, è detto tra parentesi, non ci penso quasi mai. Non mi viene naturale, sole, cuore, amore, mare, ma che mare non ci vado mai. Come dire sì, come dire no, come rallentare, dare un peso alle parole. Non mi rilasso mai. Sono anacronistico. Guardo il mondo da un oblò, mi ha messo KO, sono logoroico, analogico non sto, in questo mondo
da proiettare le diapositive sul lenzuolo appeso al muro con lo scotch. E le foto che ingialliscono dell'album dei ricordi, ma non c'era ancora Photoshop per correggere i difetti, tutte le mie imperfezioni ed avere un fisico da like. Vedo il popolo del selfie che si stringe in uno scatto, in un abbraccio, in un sorriso fake. Se la verità non è la realtà, in un mondo fatto tutto di illusione, io non mi rilasso mai. Sono anacronistico, guardo il mondo da un oblò e mi vergogno un po'. Sono logorroico, analgesico non stop in questo mondo pop. Con gli Alma Mediterranea. Volevo scoop, eccolo qua. L'abbiamo chiamata per registrare il video. Che poi non diciamo niente. No, basta. Non si dice. Non si dice. Sì, capito, non si può dire. Bene, siamo alla parte finale, alla conclusione. Abbiamo verso la conclusione. Quindi, prima di far fare l'ultima danza a Maya, ricordiamo allora collaborazioni, quindi Sardegna Web TV. Sardegna Web TV, ovviamente Unica Radio, Beeston Beach Club per averci invitato qui stasera, a Megafonia Podcast di nuovo, tutto quanto, poi i nostri sponsor di questa puntata. Esattamente. Poi ricordiamo anche i ragazzi degli Alma. Concerti vicini il prossimo, giusto per darci un il 28 di luglio, okay. 28 luglio, okay. A Lozzorai, una specie di, si può dire Summer Fest. Sì. È una Summer Fest dove ci sarà anche Maya. Certo. Quindi, tutti insieme. Quindi diciamo che mi sa che il prossimo è il 25, no, lei giusto? Il 20 a Madrid. Il 20 a Madrid era. Quanti giorni stai a Madrid? Dal 15 al 21. Dal 15 al 21 e poi con loro. Ma mi sa che andiamo anche noi a Madrid. Mi vale. Ma andiamo tutti a Madrid. Ma io se ne frega. Tanto che devi fare tu dal 15 al 21? Cazzo a parlare con te al telefono. Venghino, magari.
Ok, bravissima Maya, grazie ancora Maya per essere, insomma, per aver partecipato a questa terza puntata. Ringraziamo quindi Maya, tutti i ragazzi della Mediterranea, Sergio, Roby, Gigi, mi ricordo tutti, Roberto e Lorenzo. Ciao a tutti, Lorenzo, è stato un piacere. Grazie veramente di aver partecipato. Ci sentiamo alla prossima puntata che non spoileriamo che abbiamo. Potrebbe essere, no, non lo diciamo. È giovedì, ma non lo diciamo. Ok, quindi veramente grazie a tutti, alla prossima. Grazie ancora. Ragazzi, ciao. Grazie. Buona musica.